I piccioni crescono in maniera esponenziale e questo ci crea non pochi problemi, soprattutto a livello di guano ovunque, guano sui marciapiedi, guano sulle macchine, guano sui lettini dei giardini e della spiaggia. Molto spesso gli ospiti ci contestano la pulizia della macchina, ci contestano insomma, che non è neanche un bel vedere, anche dal punto di vista sanitario siamo preoccupati. Il problema dei piccioni con cui Jesolo combatte ormai da anni e che crea notevoli disagi deve essere risolto. In prima linea l'associazione Jesolana Albergatori, che ha chiesto all'amministrazione comunale un intervento. Le proposte ci sarebbero, evidenzia Contarini, come già sperimentato a Venezia. Un mangime di tipo chimico che possa sterilizzare questi piccioni e capisco che possa essere visto in malo modo, ma un abbattimento selezionato di piccioni possa essere richiesto, anche perché, ripeto, stanno crescendo in maniera forte, crescono esponenzialmente ed è un problema che spesso sottovalutiamo o facciamo finta che non esista, però se ci rivolgiamo agli albergatori ma anche ai campeggiatori stessi vedremo che è un problema molto molto sentito. Altre soluzioni non esistono, abbiamo provato con i falchi, ma i falchi non fanno altro che spostare da destra a sinistra le colonie di piccioni, abbiamo provato con aromi forti, naftalina, peperoncino e quant'altro, abbiamo provato con le strisce luminescenti, abbiamo provato con i falchi finti. Questo soprattutto alla luce dei numeri già positivi che si stanno registrando nella località balneare e dell'avvio della stagione estiva. Un'occupazione alberghiera che ha rasentato il sold out, quasi il 100% negli alberghi che erano aperti, tutti molto contenti, non solo gli albergatori ma sicuramente anche ristoratori, negozianti in genere, perché la località è stata in questo periodo, quindi 1-3 maggio, un vero e proprio ferragosto.